4 giorni di incontri con autori, laboratori creativi, letture animate e spettacoli teatrali. Questo è Racconti in valigia, il festival di letteratura per bambini e ragazzi svoltosi a Sassari dal 6 al 9 di gennaio. Il Palazzo della Frumentaria ha ospitato la prima tappa della manifestazione itinerante organizzata dalla Ricciardi Group Agency e dalla cooperativa Antemis, che è stata inaugurata dall'assessore alle culture del comune di Sassari, Dolores Lai, e dall'esibizione del coro delle voci bianche e della corale Luigi Canepa. Siamo con Dolores Lai, l'assessore alle culture del comune di Sassari, che ha inaugurato il festival Racconti in valigia, un festival che ha fortemente voluto. Sì, devo dire che sono anche molto soddisfatta, tantissime persone sono qui oggi in questo splendido palazzo per animare insomma, queste sale che di solito sono dedicate all'arte in qualche modo, ma insomma noi siamo convinti che anche la letteratura sia arte con la maiuscola, quindi siamo molto soddisfatti. Vedere oggi la frumentaria così trasformata, così allegra, così adattata ai bambini fa piacere, insomma. Questa è la prima edizione, noi speriamo anzi di farlo crescere anche cercando magari altri fondi da altri enti che magari oggi vedono cosa il comune con le sue sole forze, grazie anche a queste ragazze meravigliose che si sono impegnate tantissimo, è riuscita a fare, magari credano anche loro nel progetto e ci aiutino anche economicamente, insomma, e quindi speriamo di poterlo ripetere e di farlo crescere. Gli spazi della frumentaria sono stati riorganizzati a misura di bambino lettore, creando angoli dedicati a diverse attività che invitassero i partecipanti e i loro accompagnatori a trascorrere ore divertenti all'interno della struttura. La merenderia, l'area bookshop, quella dedicata al gioco e ai lavoratori sono stati accoglienti ritrovi per 4 intense giornate. Siamo con Bruno Farina, l'assessore provinciale alla cultura. La provincia ha supportato questo festival? Sì, la provincia appunto è ben lieta di poter contribuire alla realizzazione di questa prima edizione del Festival Racconti in valigia, che insomma possiamo già dire che, che dall'inizio possiamo dire che è un buon inizio. Posso insomma io innanzitutto complimentarmi col Comune di Sassari per aver dato il prezioso sostegno e appoggio agli organizzatori per questa iniziativa. Come provincia sosterremo gli organizzatori affinché si possa replicare in altre sedi e comuni della provincia. Insomma è un segnale importante quello che oggi si lancia, perché in questo momento, in un momento insomma, come questo, è importante che molti più bambini e ragazzi possibile vengano coinvolti in attività come questa, insomma. Bene, ci troviamo qua con Sua Eccellenza Monsignor Meloni, che è sempre sensibile a queste iniziative per i bambini, no Monsignor? Andiamo al 7° cielo con i bambini e con voi che li guidate proprio all'allegria, alla serenità, alla gioia. Gesù ha detto che se anche noi grandi non ritorneremo come bambini non entreremo nel regno dei cieli, ma il regno dei cieli è già qui, è questa gioia di stare insieme, perché i bambini sono la fantasia in persona, la creatività, l'originalità, e i grandi accanto ai bambini diventano veramente inventori. Continuate sempre a fare queste cose bellissime in questo ambiente che fa rivivere secoli e secoli di storia, ma trasfigurata proprio con i colori della pace, con i colori dell'allegria, con i colori dei bambini. Tanti gli ospiti presenti, tra i più attesi lo scrittore Roberto Denti, fondatore della Libreria dei Ragazzi di Milano e amico di Gianni Rodari, autore al quale è dedicata la manifestazione. Siamo con Roberto Denti, una figura importantissima in Italia, è stato il fondatore della Libreria per i Ragazzi di Milano e ha continuato la sua attività anche scrivendo. Oggi ha detto che i bambini e i ragazzi di oggi sono abituati a delle emozioni molto veloci, molto rapide, mentre la lettura richiede pazienza e lentezza. Come si risolve questo problema? Si può risolvere abituandosi.
aiutandoli, prima di tutto abituandoli ad ascoltare e leggere, cosa che facciamo perché una mamma verso i 3 anni, quando il bimbo ha 3 anni, legge le fiabe, che sono le storie più vecchie del mondo. Fra parentesi, le fiabe, quando non c'erano i libri, erano sempre state raccontate dalle donne, perché nelle donne c'è la magia e nella fiaba c'è la magia. Noi maschi invece eravamo cantastorie, storie vere o verosimili. Bene, abituarli ad ascoltare i ritmi lenti del racconto verbale prima e poi abituandoli senza sforzarli mai a leggere, perché la parola scritta è il mezzo di comunicazione più lento che ci sia. Quando non c'era il cinema e tanto meno la televisione, se vedevamo un quadro, in un attimo capivamo la storia che raccontava un quadro, cosa diceva il quadro. La stessa cosa che c'è su un quadro, se descritta a parole, è molto lenta. La parola scritta soprattutto è più lenta, quindi bisogna acculturare il bambino su questo, non facendogli fare fatica, prima di tutto facendolo ascoltare e poi portandolo verso l'uso diretto della parola scritta gradualmente con lentezza, perché oggi il bambino passa dall'ascolto della fiaba a vedere il cartone animato della fiaba. E il cartone animato è rapidissimo. In 1 minuto il cartone animato accadono una serie infinita di cose che se fossero interpretate da attori umani ci vorrebbero alcuni minuti, se poi scritte. Quindi si abitua a una rapidità emotiva. Non è colpa sua, siamo noi che gli diamo questi strumenti e lui li usa. Allora per farlo leggere bisogna aiutarlo. Non cade dal cielo, niente cade dal cielo, tutto è fatica. L'importante è che sia una fatica piacevole, che sia un metodo piacevole. Ecco, purtroppo i bambini nelle famiglie italiane sono di fronte a adulti che per l'80% non leggono un libro all'anno e noi bambini crescendo facciamo quello che fanno gli adulti. Molti anche gli editori, sia sardi che nazionali, come Silvano Pizzighella, fondatore della casa editrice Demetra, Lucia Angelica Salaris di Angelica Editore e Diego Corraine della casa editrice Papyrus. Siamo oggi con Silvano Pizzighella, il fondatore di Demetra, una casa editrice assolutamente innovativa che ha fatto un'operazione molto particolare in Italia e oggi qui un po' ci ha raccontato un po' della sua esperienza. Sì, un po' dell'esperienza collegata all'inizio, che l'inizio è partito con questa redazione che aveva nata da un pensiero di Rodari e delle persone che in quegli anni si occupavano di didattica intorno al pensiero di Rodari. Ecco, l'innovazione che io ho fatto nelle librerie è molto semplice, nelle librerie e nell'editoria, si dice in pochissime parole. Ho preso i libri e li ho girati da costa a piatto. Questa è una rivoluzione che ha comunque cambiato il sentire dell'editoria negli ultimi 30 anni, perché da allora i libri non sono più una merce rara, una merce nascosta, una merce per pochi, ma è diventata una merce per tanti, con le conseguenze positive e negative di questa cosa che è successa. Ecco, la rivoluzione è tutta qua, ma saperla cogliere è una rivoluzione importante, perché prima i libri erano dietro i banchi, con il libraio che ti consigliava o ti consegnava con ancora il grembiule addosso. Poi è diventata una cosa dove entravano tutti, colti, incolti, in via di acculturamento, e questo è tutto ciò che
credo di aver fatto altro. Insomma è un'operazione molto importante. Sì, forse per caso, forse per necessità, non so perché, però questo è quello che è stato, insomma. Tanto, oggi presentamos la pimpa. Chi conosce la pimpa in italiano? Tutti, totus, praticamente totus. Ite allora è gusto? Che colore è questo in italiano? Giallo, bravi. E in sardo? E in sardo? Grogu. Pronto, bene. Siamo in compagnia di Diego Corraine, che vorrei definire un uomo che si occupa della tutela della lingua sarda, giusto signor Corraine? Beh, più che altro della promozione, perché tutela è impegnativa, tutela aspetta agli enti, alle amministrazioni, alla politica. Promozione sì, con i libri, con le attività in generale di diffusione della lingua. Beh, i libri sono la mia passione, la mia specialità. Da 20 anni almeno a questa parte, poi anche concorsi per bambini, soprattutto Iscrivi una lettera Sostreres, che è già arrivato alla 19ª edizione. In particolare oggi ha promosso un suo lavoro che è la pimpa in sardo, giusto? In cosa consiste? Certo, ma è il personaggio notissimo di Altan, che è proposto in decine di soluzioni e di situazioni. L'occasione per imparare una lingua, la pimpa è tradotta in decine di altre lingue, adesso anche in sardo, una delle ultime lingue è stato il friulano, noi siamo arrivati subito dopo, quindi imparare la realtà che circonda il bambino, essenzialmente dalla prima infanzia, infatti sono libri cartonati che si possono usare con energia, anche con forza, per imparare i numeri, le cose, le attività fondamentali della vita di tutti i giorni, i colori. Un po' regolarsi denominando la realtà che ci circonda. In sardo è possibile e quindi non c'è più il pretesto per un genitore o un maestro per non farlo. È possibile, ma in questo momento forse una strada difficoltosa. In che modo questi libri possono incentivare per esempio le famiglie ad insegnare questa lingua? Beh, c'è sempre l'idea che il sardo non si possa scrivere, che il sardo non abbia letteratura, che il sardo non abbia libri. Ecco, questo così non è. Noi stampiamo libri da 22 anni, abbiamo stampato un centinaio di libri in sardo a colori belli che si trovano uguali in italiano, in francese, in tutte le principali lingue del mondo, anche in sardo, quindi non c'è più un pretesto per dire non si può. Il sardo è moderno, il sardo è colorato, il sardo può essere anche gioioso e felice. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare. Allora complimenti per il suo lavoro, a Trosan Normenzo. A Trosan Normenzo, Dio Sergada. Come nel progetto, gli appartamenti erano distribuiti all'interno dell'albero e anche la scala era pronta. Mancava solamente una mano di vernice trasparente all'interno per proteggere il legno e si doveva attaccare la placa intagliata da un loro artigiano dove ci sarebbe stata scritta una cosa meravigliosa: edificio eucalipto incantato. E certo era abitato da Vignoni. L'obiettivo di Angelica è quello di portare la letteratura sarda anche fuori dalla Sardegna. Non solo, di portare la letteratura di alcuni paesi stranieri che in Italia sono trascurati in Italia e quindi in Sardegna. E in questa collana che pubblica autori che vengono dalla Nuova Zelanda, dal Brasile e da tanti altri paesi, inserire anche degli autori sardi che quindi si trovano in un catalogo internazionale in questa maniera. In qualche modo quindi evitare i ghetti e globalizzare, unirci al mondo. Sì, niente riserva indiana, gli scrittori sardi insieme a tutti gli altri scrittori del mondo, sì, è questa l'idea. Come è iniziata l'avventura della casa editrice? È iniziata, gli inizi chiaramente sono sempre un po' difficili. Diciamo che la prima spinta importante è venuta dalla pubblicazione di un libro brasiliano che si intitola Chega de Saudade ed è la storia della bossa nova, è un grandissimo bestseller e da lì è iniziato tutto perché l'autore del libro ha creduto molto nel mio piano editoriale
e così anche il suo agente, e quindi mi hanno ceduto i diritti di un libro che in Brasile era già alla 17ª ristampa, tradotto in tutto il mondo, e quasi non ci credevo che l'avrebbero data a una casa editrice che nasceva, ma da quel momento, quando ho visto che qualcuno ci credeva, ci ho creduto molto di più anch'io, e da lì è partito tutto il resto. Siamo con Silvia Elena de Toledo Franza, un'autrice di libri per ragazzi che pubblica con Angelica Editore e che viene dal Brasile. Esatto, sono brasiliana, vivo qua da 13 anni già qua e scrivo per bambini, faccio questa storia di Aivlis che è sempre su e giù tra il Brasile e la Sardegna, che io nei miei libri chiamo La terra di giù e Angedras. E Aivlis come è nata? Allora, Aivlis è nata, questo non te lo so dire, è nata così spontanea e poi è venuta fuori, ma forte, è nato il libro e nel frattempo mia amica Lucia Angelica, aprendo la sua casa editrice, e io ho messo le bozze nelle sue mani, le è piaciuto e quindi è nato così. Però come è nata lei non te lo so dire, un'ispirazione così spontaneissima.